Oggi, 30 aprile 2015, il Museo del Territorio del Sagrona Rubia si trasferisce nel territorio. Il Museo del Sagrona Rubia è un museo di 20 comuni che compongono questo consorzio turistico che ormai da 30 anni lavora nella valorizzazione dei beni culturali. E oggi abbiamo deciso di fare questo esperimento, di spostare, di organizzare una mostra non al museo ma in una delle location del territorio. Siamo a Villamar, in questo splendido scenario della chiesa di San Pietro, una delle più belle chiese medioevali della Sardegna, in quello che è il quartiere maiorchino, dove appunto gli spagnoli venivano, abitavano e dove tempi addietro le merci e i prodotti sardi venivano portati nel vicino mare e poi giù in Spagna. E la mostra di oggi viene proprio ubicata nella casa del quartiere maiorchino, una casa maiorchina che è stata restaurata grazie ai fondi del Leader 2, dei quali ha beneficiato il consorzio e in particolare il comune di Villamar. Uno scenario splendido che va quindi a ospitare una mostra molto particolare. Usciamo dal cliché dell'arte, adesso parliamo di musica, o meglio degli strumenti che servono a produrre la musica in un contesto assolutamente da visitare. Il museo, il territorio e il turismo sono, diciamo, quelle che sono le tre leve che noi vogliamo che siano lo sviluppo territoriale e anche l'occupazione giovanile e la cultura del nostro territorio. Vi aspettiamo numerosi come sempre anche in questa mostra, diciamo in una location insolita. Grazie. Questa mostra è molto interessante e invitiamo tutti a vederla. La musica è insieme un motore, un prodotto, un veicolo di civiltà e qui abbiamo una bellissima esposizione di segni materiali della storia della musica e della diffusione della musica. Ci rivolgiamo in particolar modo alle scuole, a tutto il mondo della formazione, però direi che tutte le persone, bambini, ragazzi, giovani e anche anziani possono trovare qui motivi di interesse e di apprendimento. Ho il piacere di essere testimone e protagonista di questa mostra che offre ai cittadini di Villamar un viaggio attraverso la storia sui supporti sonori, sugli strumenti di riproduzione del suono che abbiamo conosciuto nel corso dell'ultimo secolo, una straordinaria collezione di dischi di musica sarda e soprattutto per gli alunni del nostro istituto l'opportunità di avere un'esperienza oggettiva con gli strumenti di riproduzione del suono e i supporti sonori, i dischi, i vinili e tutto quanto che ha a che fare con la nostra esperienza di fruizione del suono e che invece per loro è un'esperienza completamente nuova, visto che oggi nell'era digitale la musica i ragazzi la ascoltano attraverso i byte, i chip, le applicazioni, Spotify e cose del genere. E quindi è una cosa molto interessante non soltanto per noi che abbiamo conosciuto le diverse fasi dello sviluppo della musica, il vinile, il 78 giri, il CD, ma soprattutto per i ragazzi che possono fare esperienza veramente con oggetti che non hanno conosciuto e riflettere probabilmente sull'evoluzione digitale che ha portato alla situazione attuale e comprendere perché noi che siamo i loro genitori avevamo tanta cura dei nostri dischi, li ascoltavamo con molta attenzione, li custodivamo, ci affezionavamo proprio. Ecco, oggi manca un po' questa attenzione all'oggetto del suono. Ci auguriamo che visitando questa mostra i nostri ragazzi si rientusiasmino e riprendano interesse per queste cose e chissà magari si preparino per la prossima rivoluzione digitale. Venite a vedere questa mostra, è straordinariamente interessante, vi aspettiamo numerosi. Grazie. Dalla cattura del suono al CD è una mostra espositivo-didattica nella quale, soprattutto per ciò che riguarda i bambini delle scuole, già dalla prima infanzia sino alle medie, vedono l'evoluzione che ha avuto la registrazione del suono, ma soprattutto in quale modo è stato catturato il suono. Ecco, questa è la macchinetta rudimentale che abbiamo costruito, grazie anche all'ausilio di due pedagogisti che ci hanno consigliato di utilizzare materiali prevalentemente
reperibili, ed è, diciamo, il primo fonografo, o meglio qualcosa che rassomiglia al primo fonografo che Edison inventò. Da questo poi passiamo al primo registratore della storia, che è il ditafono, il primo fonografo Edison, e poi l'excursus va avanti con i gramofoni a margherita, i gramofoni a trombino, ma anche i gramofoni a mobile che troviamo nelle altre sale. C'è da dire anche che in questo excursus troviamo, all'interno di circa 150 anni di storia, troviamo tutta una serie di elementi storici legati al disco, quindi legati anche al costume, legati al fare di tutti i giorni, all'interno del quale c'è un po' la colonna sonora dei nostri nonni, dei nostri avi, perché questo viaggio dura circa 150 anni, dalla cattura del suono proprio sino all'avvento del CD. Ad esempio, questo è il più grande disco al mondo. Questo veniva suonato esclusivamente nelle sale cinematografiche laddove non c'era il pianista, ed è la colonna sonora di un film del 1932. Nel 1956, 57, 58 invece ci fu l'avvento del disco flessibile, con la trasmissione Il Musichiere di Mario Riva, con il susseguirsi poi di milioni e milioni di gadget che vennero diciamo, regalati in tutto il mondo. Abbiamo poi una serie di macchine parlanti a partire dal periodo degli anni 30 in su, che giungono sino al 1970, ma queste le potremo vedere nella sala espositiva delle macchine parlanti, mentre invece in altre due sale abbiamo e gli anni 50 e gli anni 60-70 con l'avvento del beat, la storia del mangiadischi portatile che quasi tutti avevamo nelle spiagge, ma anche l'inizio di quella storia che fu il primo mangiadischi Philips per auto e poi da tavolo. Abbiamo poi altre storie, cioè le storie che riguardano i sardi e la voce dei sardi nel mondo, che partendo dai canti devozionali, dei canti popolari, ma tornando anche a ritroso tra i grandi del bel canto, come i tenori tempiesi ed altri, e anche le grandi soprano che abbiamo avuto, fanno parte dell'insieme espositivo che altro non è che una miscellanea di 10 mostre. Ecco, questo insieme noi lo presentiamo e lo rappresentiamo ai ragazzi delle scuole affinché in loro, come dire, si possa suscitare qualche stimolo, e così loro possano ricercare non solo vedere l'evoluzione tecnica delle macchine parlanti e tutto il resto, ma anche quale ruolo noi sardi abbiamo potuto avere in quest'ambito, e direi che in quest'ambito non siamo stati secondi a nessuno. Ecco, dalla cattura del suono quindi sino all'avvento del CD è questo, dal 70 in poi è storia odierna, e quindi lì ci fermiamo. Questa, diciamo che è la sala espositiva che riguarda i più grandi del canto popolare. Giuseppe Soggio sul re dessa moda, e diciamo il più melodioso dessa moda Bachisio Zizzi, ma poi tutti gli altri. Però ecco, diciamo una chicca forse può essere rappresentata da questa: Maria Carta, quando ancora non era Maria Carta, ma che andava a seguito di Serafino Morru e del re del canto in re, che era Cavizza. Maria Carta, ecco, questo è il primo disco di Maria Carta, e poi farà tutta la sua strada col canto gregoriano e tutto quello che noi conosciamo. Il canto del re è rappresentato qui abbiamo prevalentemente il canto campidanese con Toni Piaceri, Volponi, dove c'era Nanni Serra, che tanto è stato presente nella RAI negli anni 50 e 60, ma potremo spostarci ancora. E qui continua l'omaggio a Maria Carta, ma è parte perché Maria Carta ha una mostra a sé. Tra gli omaggi c'è l'omaggio a uno dei più grandi in assoluto della Sardegna, ecco, e sicuramente
lui ricorderà bene, così come ricorda, che il suo primo amore fu il circo Zanfretta. E questo è Marisa Zanfretta, quindi i primordi di Benito Urgu, i primordi con i Barritas, il più grande successo di Barritas che li proiettò in tutta Europa con Sanctus, e poi il saluto a Francesco Salis, che è stato uno dei più grandi con i Salis and Salis, e addirittura l'LP del periodo loro fu considerato da Adriano Mazzoletti il miglior prodotto dell'anno in Italia. Altra miscellanea di sardi, della voce del sardo nel mondo, e anche qui c'è un sardo, un'altra sarda che agli albori del successo in Inghilterra poi venne a mancare, Miriam. Ecco Maria Carta, quando lei ormai era già la Maria Carta che tutti aspettavamo che fosse. E ricordi un pochino sfocati, diciamo. Allora avevamo una decina di jukebox, esponevamo prevalentemente jukebox e la voce dei sardi nel mondo, qualche cappello bianco in meno lì, diciamo. E quindi gli anni 60, il primo mangiadischi per auto, il primo Philips da tavolo, e poi l'insieme dei mangiadischi del periodo. Qui, anziché omaggio a cantanti, qui c'è un omaggio al grande Cagliari, e siamo alla fine del 70, del 72, quindi lo scudetto, l'omaggio che i cantori allora e gli improvvisatori fecero al Cagliari con molti dischi, e anche le figurine della squadra del periodo. Tra i canti di allora e gli strumenti c'è il mangiadischi creato per 5 dischi di Mina, solo 5 dischi, poi non ne vennero prodotti altri, non venne prodotto più neanche quel mangiadischi perché non aveva diffusione economica, mentre invece questo è il mangiadischi da passeggio, si portava sotto braccio per signora, mentre invece gli altri si portavano a tracolla, si portava a tracolla il blu, si portava a tracolla il rosa o il rosa quadrato. E qui usciamo un po' dagli anni 60 per arrivare agli anni 70, non prima però di aver considerato l'Irradiate. L'Irradiate fu il mangiadischi più diffuso perché costava 1900 euro alla UPIM, e fu un successone perché quasi tutti ce l'avevano in macchina oppure ce l'avevano a casa. Qui troviamo il disco Mamil, stranissimo perché funzionava con una torretta qui, una torretta fatta da frammenti di specchio incollati, e mentre il disco girava nella torretta si riflettevano i personaggi, per cui diventava una canzone animata. Ecco, quindi qui stiamo chiudendo gli anni 70 con il giradischino più intimo da camera, diciamo, si poneva nel comodino, e abbiamo la bella macchina che è il radio giradischi. Questo è bellissima, una bella macchina potente che diffondeva diciamo in ambienti anche molto ampi, e che si utilizzava soprattutto quando si ballava in questi ambienti. La nostra biblioteca parte dal caffè Chantin sino ai compadischi. Qui tutta una serie di elementi, tutta una serie di appunti sulle date, ecco, ci danno informazione, o meglio, danno informazione soprattutto ai più giovani, laddove poter andare a ricercare elementi di conoscenza e da approfondire. Poteva essere molto più ampia, ma avrebbe richiesto una presenza di molti minuti, per cui, essendo una mostra espositiva così molto ampia, abbiamo ritenuto giusto dare qualche elemento indicativo, dopo l'approfondimento ognuno se lo fa a modo proprio. Anni 50, quando ormai si stava diffondendo nelle case la camera da pranzo con il mobile buffet contro buffet, e questo sul filo d'onda di un buffet o contro buffet, ecco, è nato come radio e giradischi. La caratteristica di questo è che già da allora utilizza la gamma d'onda in modulazione di frequenza, e il giradischi è automatico.
Uno dei giradischini fine anni 60, elegantino nella fattezza e nel colore, le foglie allora erano diverse, e invece per subito dopo la guerra, siamo in pieni anni 50, ecco, una radio geloso con giradischi. Questo diciamo che era un pezzo pregiato per allora, lo è anche adesso perché era in radica di noce compreso il mobile, ma il mobile se n'è andato con i tarli. La particolarità invece di quest'altra piccola esposizione è rappresentata da uno dei primi giradischi automatici americani, e infatti ha ancora la spina del 120 che funzionava a 120, mentre invece qui europei sono, e questo Philips e l'altro anni 50 sono tra i primi giradischi anni 50, qui invece anni 50 inoltrati siamo già agli anni 60. Ecco, anche l'altro anni 50. Ci sarebbe da dire che questo disco, che rappresenta la favola delle tre melarance, altro non è che quanto la Durium produsse dopo il ventennio fascista, perché durante il ventennio fascista tutti i dischi Durium avevano le tre trombe ed erano la voce dell'impero. Finita invece la guerra, la Durium ha continuato ad esistere, però i dischi non hanno più tenuto l'immagine delle tre trombe con la voce dell'impero, ma sono rimasti Durium. E questo è, diciamo, in cartone pressato plastificato, come le cartoline parlanti. Benito Urgo, Barritas, il più grande successo sicuramente europeo, ed ecco le immagini. Benito invece quando scherzava prevalentemente, anni 70, quando il disco doveva essere anche erotico, come si diceva allora. Itazenda e Iscantores, che hanno prodotto solo questo, rarissimo, rarissimo. Anni 30-40. L'esigenza di portare la musica e il disco un po' a spasso, che non fosse dovuta ai macchinoni, ai valigioni, determinò da parte dei costruttori l'impegno affinché in piccole scatolette si potesse condensare buona parte. Infatti questi sono più potenti ancora dei grammofoni grandi, grammofono per bambini, grammofonino per bambini che costavano l'ira di Dio. Al periodo ci voleva sicuramente almeno un mese di lavoro di un bracciante agricolo. E una delle macchine potenti, molto potenti per la sua dimensione, è rappresentata da questo grammofono anni 40. Mentre invece questo è un corso di lingua 78 giri dei primi del Novecento, quindi siamo nel 1920 circa, ed era sicuramente riservato a pochi ambienti. (1920-1930), ecco, nacque la mobile grande, perché dovevano essere elemento decorativo anche questi grammofoni, però poi l'esigenza di contenerli in spazio minore, di poterli spostare facilmente, fece sì che si dovesse prudere il tronco, e quindi questi sono chiamati tronco. La caratteristica di questi era dovuta al fatto che come potenziometro, ecco, in piccoli ambienti andavano bene così. In grandi ambienti dovevano avere la possibilità di diffondere il suono. Ecco, doveva avere la possibilità di diffondere il suono in grandi ambienti in questo modo qui. È analogo questo, con la differenza che non ha la tromba metallica, però utilizza una tromba in legno. Diciamo che la fedeltà risulta molto inferiore. Questo è particolarissimo perché si tratta di un paté diffusor da diffusore, e questo diffusore, che sostituisce in sostanza la testina,
è dato dall'intenzione dei fratelli Lumière, che convinti che in questo modo si potesse diffondere di più la musica, progettarono diciamo, questa sorta di testina, e infatti è per quello che si chiama diffusor. Alla fine degli anni 40, verso il 45-47, il dittafono che abbiamo visto prima, quindi il primo registratore della storia, venne sostituito perché mentre quel dittafono incideva su rulli a cera, quest'altro dittafono invece utilizzava il vinile, cioè questa plastica sottile, e registrava, ecco, vediamo qui, registrava invece su dei fogli cilindrici, che poi in quel periodo vennero utilizzati anche per i dischi gadget, per i dischi della nuova enigmistica tascabile, i dischi del musichiere. Ecco, questo disco, Passion Flower, interpretato da Baby Gate, altro non è che il primo disco in assoluto di Mina, perché Mina si chiamava Baby Gate e la sua prima incisione è Passion Flower. Tra le altre incisioni particolari, ma ce ne sarebbe tante perché disponiamo nel centro dispositivo di documentazione discografica di Dinosauro, disponiamo di circa 18.000 dischi e sono presenti tantissimi pezzi particolari, tra cui anche l'unico che possiamo disporre di Lau Sileso, che è questo concerto per pianoforte e orchestra. Ma dai dischi torniamo indietro nel tempo e torniamo ai primi del Novecento, quando veniva regalata questa macchina. Questa macchina si chiama Sirena, non ha nulla a che vedere col dottor Sirena, presidente direttore del museo di Vilanova Forro. Si chiama Sirena esclusivamente perché, ecco, l'immagine che si può notare è quella di una sirena. Questo è nato dopo l'altro, il primo invece si chiama Lira perché si trattava di una ceta, di una lira. Ecco, qui abbiamo un rullacera con una testina che legge semplicemente, i bilancieri che fungono da stabilizzatore per la velocità e una carica come la carica di un orologio. Funziona in modo molto semplice e la cinghia di trasmissione è rappresentata da un cordoncino di spago da calzolaio. Allora era così e ancora è. Il grafofono invece nasce un tantino prima, ma la macchina è pressoché identica. Gli uni allora si copiavano con gli altri, sia Graham Bell che Edison si copiavano l'uno con l'altro, sino al momento in cui Berliner, un ingegnere tedesco, a frutto di una grande critica, non riuscì a produrre il disco piatto che vedremo subito. Un Berliner, uno dei primi dischi in assoluto, la loro produzione nasce nel 1887, questo è del 1899, però messo in vendita nel 1900. Berliner criticò moltissimo il rullacera, dicendo che non era stabile e non era neanche molto fedele, quindi lui inventò il disco piatto, quindi questo è il primo disco della storia, un Berliner. Non è, diciamo, per il suo periodo, per i suoi trascorsi non è molto malandato, anche se l'ascolto è quello che è, ma è un documento straordinario.